Sardegna è una terra di centenari. Anzi, di millenari. E a proposito di millenari, noi andremo alla ricerca del Patriarca Verde. Seguiteci. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind È una of mattina soleggiata di marzo. Saliamo in macchina e impostiamo il navigatore con destinazione Olivastri Millenari di Luras. Stiamo percorrendo una tortuosa stradina immersa nelle campagne galluresi, quando alla nostra destra si apre un paesaggio mozzafiato, un'immensa vallata verde che ospita nel mezzo il lago dell'Iscia, solcato da un battello con una ruota pala che ricorda proprio quelli che navigano sul Mississippi. Il riverbero del sole sulla superficie dell'acqua crea dei riflessi dorati che fanno strizzare gli occhi nella luce brillante del mattino. Dopo circa 40 minuti abbiamo raggiunto la nostra destinazione, l'Olivastro Millenario di Luras, nella località di Santo Bartolu di Carana, nei pressi del lago dell'Iscia. Parcheggiamo l'auto e percorriamo un breve sentiero, costeggiato da staccionate in legno che ci condurrà verso il Patriarca Verde. Si tratta di un magnifico esemplare di olivastro di età stimata tra i 3.000 e i 4.000 anni e di enormi dimensioni, quasi 14 metri di altezza e circa 19 metri di circonferenza del tronco alla base. È l'albero più vecchio d'Italia e tra i più vecchi d'Europa. Nel momento in cui il Patriarca Verde ha messo le sue prime radici, l'impero babilonese era agli inizi della sua storia e Abramo stava lasciando la Mesopotamia per dirigersi verso la terra promessa. Quando ci troviamo di fronte a questo incredibile monumento naturale, proviamo un misto di stupore e reverenza e cerchiamo di immaginare come questo testimone millenario del severo paesaggio sardo ha osservato, silenzioso, il trascorrere della storia e le vicende umane, dall'epoca nuragica all'età contemporanea, arrivando fino a noi a testimoniare la forza e la bellezza della natura, che tutti siamo chiamati a rispettare e a preservare, ma anche a far conoscere e valorizzarne l'importanza. E noi di Quando ci gira vogliamo farlo cercando di ricreare attraverso i nostri scatti, il nostro racconto e il nostro video, la bellezza e lo stupore che abbiamo vissuto. come alive.